Siamo davanti al comune di Sesto Fiorentino, sabato 5 aprile 2014, e questo è un evento che noi vogliamo documentare, è l'evento degli Instagrammers Toscana che ha per oggetto Pinocchio e la cosa interessante è capire il meccanismo degli Instagrammers. Si riuniscono qua, percorreranno le vie fino ad arrivare presumibilmente nella villa di Colonnata, esatto. E lì durante il percorso fate degli eventi, fate ovviamente foto. Antonio Ficai è il coordinatore di Instagrammer Toscana. Quelle che sono le nostre attività sono esclusive per il settore della fotografia con smartphone, quindi sono incontri che facciamo con questi appassionati di fotografia tramite device mobili, e tutto utilizzando l'applicazione Instagram, che è un'applicazione che ormai è diventata la più famosa e diffusa proprio per la produzione e la condivisione sui social network di immagini. È stata acquistata lo scorso anno da Facebook e quindi ha avuto un boom esponenziale e ha creato un gruppo distribuito in tutto il mondo di appassionati che regolarmente, settimanalmente si incontrano appunto in situazioni tipo eventi o altri incontri particolari come questo per fare delle passeggiate fotografiche e pubblicare delle immagini prodotte sulla rete internet. Ovviamente in tempo reale. E chiaramente tutto in tempo reale, certo. Quindi via via che l'evento prosegue noi vediamo un aggiornamento continuo, esatto, del sito a cui fate, esatto, riferimento. Non funziona con la dinamica del sito, la dinamica è differente, funziona con i tag, l'hashtag, stile Twitter, sì. Il solito funzionamento del tag anche per quanto riguarda Instagram, ne abbiamo uno oggi che è Pinocchio Day, tutto attaccato. Seguendo quel tag in tempo reale vedi il percorso delle immagini che scorrono. Allora, Carlo Dorentini non era figlio unico, no? Aveva un sacco di fratelli. Purtroppo, venendo da una famiglia povera, la maggior parte dei fratelli morirono di stenti. Però sia lui che il fratello Paolo furono presi a ben volere sia dai marchesi Garzoni e dai marchesi Ginori, scusami, furono presi a ben volere dai due marchesi perché i rispettivi genitori lavoravano entrambi, la madre per il marchese Garzoni e il padre era cuoco dei Ginori. Padre Filippo Canali ci spiegherà come mai questo cappuccio nero con le antenne. Abbiamo un grillo parlante cestese, originale. Un grillo parlante, cioè, mi scappava l'analogia. Guarda, va istruito, è la coscienza di Sesto Fiorentino che si ribella a voler rimanere succuba tra Firenze e Prato, e che finalmente deve trovare una propria identità peculiare.